L'emozione intanto è quella di essere qui in un momento che è storico per la Chiesa, per l'umanità. Io mi sento davvero privilegiato a poter vivere in prima persona questa cosa. L'atmosfera qui in Piazza San Pietro è stata proprio intensissima, bella, di curiosità, di preghiera, proprio un grande misto di umanità, di emozioni, di tutto. Siamo al cuore dell'umanità e si vede. Le parole, la pace, l'impegno adesso, sa che ci sia una fratellanza universale davvero. Ma abbiamo sentito, no, proprio le primissime parole sono state riguardanti la pace, pensiamo a che cosa sta succedendo in giro per quel mondo, cosa leggiamo sui giornali, cosa anche le ultime notizie di questi giorni. E penso che sia non solo doveroso, ma io spero che il Papa sia capofila anche di una cordata di pace anche pragmatica, fattiva, no? Sappiamo che la diplomazia vaticana è sempre stata una diplomazia che è riuscita a tessere, no? La pace umile, ha detto, e chissà questa pace umile riusciamo con l'aiuto di noi cristiani a costruirla perché tutti ne abbiamo bisogno. La diocesi di Vittorio Veneto adesso sta attendendo il nuovo vescovo, ma intanto ha un nuovo pastore a cui guardare. Esatto. Questo vuol dire che non siamo più, tra virgolette, orfani, perché durante la messa domenicale e anche settimanale abbiamo qualcuno da nominare. Abbiamo adesso il nostro Papa Leone, in attesa di, tra 2 settimane ormai, perché manca poco, poter ricordare anche il Vescovo Riccardo, quindi essere di nuovo pienamente accompagnati dai nostri pastori, quello in castello e quello qui a San Pietro.